Allora, ritorniamo nel merito. Tra l'altro voglio precisare, poi lo correggeremo anche nel sottopancia, non è un lavoratore autonomo, ma è un imprenditore. Nel frattempo il nostro Enrico chiuso, vero? Quindi abbiamo ancora testimonianza, un imprenditore, perfetto. Presidente, finisca che posso la parola all'altro Presidente Confapi per cosa ne pensa. Sì, tornando sempre al disegno di legge, poi c'è un'ultima parte di cui abbiamo accennato prima, che è il lavoro agile, quindi non parliamo più di lavoro autonomo, ma hanno inserito, perché all'italiana si fa sempre così, si mettono insieme varie cose in maniera che poi alla fine si capisca anche abbastanza poco. Questo lavoro agile, a partita IVA è il lavoratore? No, è un lavoratore dipendente a tutti gli effetti, vabbè, per cui ecco perché si dice, perché l'hanno inserito. Ma è agile, va bene. Va bene, comunque è agile. Però c'è la tutela della maternità, della malattia, sì, assolutamente. Ci sono previste queste ovviamente anche qui bisogna fare un distinguo. La tutela della maternità e della malattia vale per i lavoratori autonomi che ovviamente sono iscritti all'INPS, perché poi gli altri professionisti generalmente hanno le loro casse che in qualche maniera intervengono, sono casse diverse dall'INPS, quindi diciamo che queste tutele vanno ai lavoratori autonomi che sono iscritti alla gestione separata dell'INPS. Chiaro. Elena, il lavoro agile, giusto per dare qualche, se mi permette Presidente, allora in pratica è un lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, e in pratica il lavoratore ha un contratto con l'azienda in forma scritta, ha gli stessi tuteli, gli stessi diritti di un lavoratore interno all'azienda di pari mansione, solo qual è la differenza? È che una parte dell'orario concordato può svolgerlo al di fuori dell'azienda e non deve esserci, non ha obbligo, non ha il diritto, o potrebbe averlo ma non è obbligo, di avere un posto fisso dove operare in azienda. Diciamo che si è voluto, ecco è diverso dal telelavoro perché è disciplinato da un altro contratto nazionale collettivo, si vuole dare flessibilità a coloro che in qualche maniera vogliono conciliare vita personale, organizzazione della propria attività lavorativa, quindi ecco un po' questa è la caratteristica principale, poi per il resto è un lavoratore subordinato. Questo ho visto le due criticità che sono quelle dell'articolo 18 e dell'articolo 19, cioè quello della sicurezza del lavoro e quello dell'assicurazione infortuni, cioè in una fattispecie di lavoro che non si sa bene dove venga svolto, mi pongo la domanda, conoscendo bene poi come funziona la materia, come si fa a dire a una persona ti do questi elementi di sicurezza del lavoro quando non so dove svolga la prestazione? In pratica sembrerebbe, vediamo un po' la Gazzetta Ufficiale cosa partorisce, che se uno si fa male, si infortuna durante l'esecuzione della propria attività, anche se all'esterno, rientra all'interno dell'infortunio sul lavoro, altrimenti sembrerebbe. Posso aggiungere una cosa, a proposito che ho visto che siete tutti professionisti, il tema dell'INAIL che dovrebbe essere abolita, cioè un istituto infortuni sul lavoro, un istituto come l'INAIL dovrebbe essere messo a livello privato di assicurazione, dove stabilisci come è la polizza RC auto eccetera, stabilisci quali sono le garanzie da dare e vai sul mercato. L'INAIL sta facendo pagare una marea di soldi in più, non dando prestazioni adeguate, il rapporto è veramente uno scrigno pieno di risorse, ogni tanto lo Stato va a prendere un po' per poi finanziato penso gli interventi sulle scuole con i fondi dell'INAIL. Ci sono dei contenziosi. Voglio dire, ma io l'INAIL, questo castello d'oro dorato nato in altri tempi con delle funzioni oggi superate, oggi c'è il sistema assicurativo che dovrebbe, anche perché poi alla fine non ti risponde mai l'INAIL, chissà perché, c'è sempre il motivo per non rispondere, paghi solo, hai solo la multa di uscita per l'azienda e poi non di entrata, dovrebbe essere abolito, questa è la battaglia da fare, l'abolizione dell'INAIL e trasformazione del sistema delle garanzie, quindi dell'infortunio sotto forma di polizze fatte con compagnie sul mercato, come avviene in tutti gli altri posti al mondo, solo in Italia c'è l'INAIL. Altro baraccone che si paga. Ha finito. Volevo solamente dire che comunque su questo disegno di legge, visto che deve passare comunque in commissione, c'è ancora molto da lavorare. No, ma infatti adesso vedremo appunto dove c'è da lavorare per far capire anche dove. C'è molto da lavorare per puntualizzare. Io ho esemplificato alcuni punti un po' critici, ma tutto l'impianto secondo me deve essere approfondito in maniera, perché purtroppo ho letto anche che c'è una fretta di chiudere rapidamente perché lo si vuole abbinare alla legge di stabilità di quest'anno. Ecco, no, lo vogliono velocizzare perché non si sa se cada governo.
Ma comunque ci sono molti dubbi, forti dubbi per quanto riguarda l'aspetto fiscale, l'aspetto previdenziale anche, quindi c'è una... sarebbe opportuno pensarci e lavorarci sopra, ecco, questo è il messaggio. Presidente Carlo Valerio, passo anche a lei, perché c'è l'aspetto, oltre a questo nodo, c'è l'altro nodo dei tantissimi contratti, si è accennato anche prima, lo diceva appunto Sposato, sottolineiamo che il lavoratore agile, no? Un lavoratore subordinato dietro una tipologia, questo è un altro marasma per gli imprenditori, poi un altro problema che non è stato affrontato. Fosse solo per gli imprenditori? Ma anche per i lavoratori. In realtà per i lavoratori e per tutti i tecnici che seguono il lavoro e le aziende, ma certamente, ma comunque... è un sistema costoso, tra l'altro, diciamo. Certamente che è costoso. Più burocrazia, più costi. Ma c'è una questione, secondo me, di fondo. Voi sapete che io ho questa tendenza a parlare delle cose di fondo anche. Abbiamo un attimo fa dovuto specificare che lui non è un lavoratore autonomo, ma è un imprenditore. E questa cosa qua è veramente esemplare. Che cosa vuol dire? E la differenza qual è? Ma uno straniero, se ci sentisse, non lo so, non riesce neanche a capire che cosa stiamo dicendo. Nella follia sulla quale è impiantato tutto il nostro ordinamento, anche del lavoro di questa nazione. Esistono i lavoratori e esistono i datori di lavoro. Esistevano nel 1800, adesso non è più la stessa cosa. E però noi andiamo a normare sempre lavoratore e datore di lavoro, con due approcci completamente diversi, con un riconoscimento di diritti diverso e complicando enormemente le cose. Questo qua finalmente, una volta tanto, si chiama Statuto del lavoro autonomo, non dei lavoratori autonomi. E guardate che non è banale sta roba qua, anche se secondo me l'hanno messa là per sbaglio. Ma il signor Chiuso, che cos'è? Non ci rientra? È questo il punto. Allora, perché noi dobbiamo, siccome abbiamo dei problemi ovviamente di cassa, questa nazione costa troppo in termini di gestione di tutto quello che è pubblico e quindi bisogna finanziarla in qualche modo. Allora togliamo da qua, mettiamo di là, ma prima o poi quei soldi servono. Questo è il punto. Allora bisogna sempre creare dei meccanismi che complicano moltissimo il lavoro. Dovrebbe essere considerato uguale per tutti, e dopo arriviamo alla questione dei contratti, e dice tu lavori, produci questo reddito, paghi questa tassa, che è il frutto che tu devi restituire alla tua comunità Stato per la possibilità che hai di fare questo lavoro. Non può essere definita in 1 milione di modi diversi in funzione della categoria alla quale tu appartieni, dell'eventuale ordine professionale. Per non è neanche congruo che arrivi a percentuali ben superiori al 60%. Prego? Cioè, ma perché? Perché non è semplificato. Quando noi abbiamo ancora corregga adesso... le percentuali. Cioè... No, ma lascio finire parlare al Presidente, perché è fondamentale quello che sta dicendo. No, fate scusi. Perché c'è una logica, io non sono un tecnico, non almeno di queste cose, c'è una logica folle, no? Adesso, giustamente diceva il Presidente, quelli della gestione separata INPS. Uno dice cos'è la gestione separata? È quella che tiene dentro tutti quelli che sono difficilmente inquadrabili. Ecco, c'è dentro lei. Sì, ma 13 anni di gestione separata. Ma va bene, dovrebbero essere tutti nella gestione separata. Ma perché mai una categoria professionale di avvocati, non so se ci sia ancora, deve avere la sua cassa? E quella degli architetti deve avere la sua cassa, che viene gestita malissimo, poi vanno in fallimento, non sono più in grado di erogare e poi passa tutto sotto l'INPS, con aliquote tutte diverse. È folle sta roba qua. Tutto quello, ma speriamo bene. Ma è perché ci sono delle casse che funzionano in realtà.
Poche. Ci sono anche delle... Ma sì, ma è casuale e purtroppo è transitorio. No, però si vanno sempre a beccare le casse che funzionano e si accorpano. E questo è stato fatto. E poi quelle dove magari si è speso troppo si va a caricare tutti su quelle, no? Sì, ma No, scusatemi, è stato anche vi ho accorpato... premesso che io non sono un tecnico, io sto però immaginando che questa nazione, per entrare veramente in Europa e nel mondo, ha bisogno di rivedere tante cose, perché è piena di meccanismi che complicano e che servono a legittimare la continuità di presenza di persone che dovrebbero fare altro. Sì. E con questo arriviamo I contratti. No, voglio dire che le considerazioni le condivido, anzi è da anni che si dice questo, però... Allora, è inutile sempre imputare alla politica l'incapacità di fare questi passaggi, perché se primi sono i protagonisti, cioè i professionisti che vogliono il loro feudo, la loro cassa, il loro sistema, le loro aliquote, quindi è inutile, c'è una responsabilità condivisa quantomeno tra politica e anche professionisti, perché le casse le hanno tutelate con le unghie, e poi quando sono stati in fallimento hanno sperato che la politica gli risolve il problema, gli accorpi alle altre. Stesso è successo anche per i dirigenti che hanno avuto la loro previdenza, dove avevano prestazioni superiori, ovviamente poi previdenziali rispetto ai non dirigenti, però la loro cassa era deficitaria, l'hanno messa all'INPS insieme alle altre, e nel calderone ci stanno tutti, il buono e il cattivo. Ecco, bisogna cominciare a fare un po' di chiarezza, non si può tenermi la mia cassa finché è buona, quando è cattiva mettiamola, significa collettivizzare le perdite e privatizzare gli utili. Insomma, questo concetto qua avviene anche nel mondo delle professioni, come in tanti mondi anche. E poi però il problema sta a base di tutto, è la mancanza di equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato. Cioè noi parliamo adesso all'interno del mondo privato, ma ci dimentichiamo che c'è una metà mondo che viaggia su binari totalmente diversi dall'altra parte della metà, e magari sono due mondi che sono vicini uno all'altro, dove c'è un lavoratore che ha dei diritti, ha un trattamento, ha una sicurezza, può fare il bello e brutto e cattivo tempo, ce n'è un altro invece che è sottoposto a una serie di altre regole e quindi questa è la prima ingiustizia da superare nel paese, superare la differenza tra lavoro pubblico e lavoro privato, mettere tutti sullo stesso piano. E chi è delegato a farla superare? La politica è delegata a fare questo, la politica oppure avere il coraggio. No, qua c'è rispetto alla politica, su questo non c'è sulle corporazioni le posso dare atto, perché lei dice professionisti, ma sulle corporazioni, notai eccetera posso darle atto, però non è semplice avere aliquote diverse come lei dice e conglobarsi all'INPS per altre cose, perché noi andiamo sul fatturato, le nostre aliquote, e loro vanno sul lavoro netto, cioè vuol dire che se noi paghiamo il 12-18 vuol dire che diventano 36, cioè rispetto a... per cui ha ragione su questo, cioè ha ragione soprattutto anche il Presidente, effettivamente 700 casse, uno non sa neanche più quale cassa è, forse conglobando tutto potrebbe essere così, perché poi il numero salva poi logicamente le uscite e c'è la finanza per... però il problema dell'Italia, questo è un problema adesso che non è nel caso della trasmissione, ma è molto grave comunque, perché anche le casse sono deficitarie. Sì, ma se conglobassi tutto e ti arriva un 70 da pagare, la gente ti va in piazza. Sì, no, ma il problema della tassazione è quello, adesso glielo stavo rispondendo. Allora, 70% stavo rispondendo da pagare. all'Elena, perché la gestione separata l'hanno portata dal 15 al 17, siamo arrivati al 27 e l'hanno bloccata, vogliono andare al 28-29. Allora a questo punto, scusatemi, non chiamatemi gestione separata, chiamatemi gestione INPS. Punto. Sì, una battuta proprio perché devo parlare. Devo puntualizzare che effettivamente, mi corre l'obbligo da professionista, che di casse dei professionisti che sono fallite non mi pare ce ne siano tante, anche perché sono sotto il controllo ministeriale, perché dobbiamo arrivare a coprire fino a 50 anni, ci hanno di recente obbligato, quindi sono molto severi su questo, partendo dalla Fornero. E quindi ecco, è solo puntualizzare che le nostre casse non è che le abbiamo volute, ci hanno detto voi fatevi la vostra cassa, no, per carità, però di fatto è sempre abbiamo avuto la necessità di farla, però le nostre casse bene o male hanno avuto difficoltà, ma reggono.
Diverso è quello che è successo, che l'Enpals è entrato dentro all'Inps e si è portato... È ben diverso quello. Non entriamo. Anche lì. Però allora dovremmo diminuire le prestazioni. Perché mandiamo le prestazioni di dirigenti elevate sul sistema ancora retributivo quando avevano una cassa previdenziale fallimentare? No, ma non entriamo in questo. Questi sono problemi che creano il deficit dell'Inps. Dopo andiamo sulla contrattualista. Volevo sentire Filippo Grigio al proposito, perché giustamente non ancora... Sì. Prima di andare nella molteplice... Rilacciandomi al discorso che faceva il Presidente della Confapi, noi abbiamo collaborato con Confapi per fare questo studio, abbiamo analizzato i contratti del manufatturiero e abbiamo analizzato che ci sono in Italia oggi 52 contratti collettivi nazionali che disciplinano la materia. Stiamo parlando solo del manifatturiero, che vuol dire che cosa tradotto per non addetti ai lavori? La produzione di beni, voglio dire, primari. Esatto, vuol dire che aziende simili hanno contratti diversi. Assolutamente. Ecco, questo e dall'analisi è venuto fuori quindi una differenza di costo per l'azienda che ce l'aspettavamo, ma soprattutto anche di netto in tasca al lavoratore. Quindi io posso trovarmi due figure identiche, l'operaio magazziniere può lavorare in un'azienda che ha un contratto metalmeccanico piuttosto che un'azienda che utilizza un contratto artigiano o commercio, e hanno retribuzioni diverse, costi diverse e anche diritti diversi a questo punto, perché ad esempio parametri quali le ferie e i permessi sono diversi da contratto a contratto. Ed è perfettamente in regola. Assolutamente, cioè è la proliferazione dei contratti collettivi nazionali che crea questo per non gap. parlare dei contratti di secondo livello e di quelli di prossimità. Assolutamente, lì sono contratti aziendali che ogni azienda ha la possibilità di andare a normare al suo interno alcune variabili, però mentre lì magari si fa un vestito su misura sulla base di alcune necessità reali, qui invece siamo di fronte, ad esempio, vi porto un esempio, il settore della vigilanza privata. Abbiamo 3 contratti collettivi firmati addirittura dai sindacati che si sono spaccati. Da una parte c'è la CISL con la CGL che ha firmato e un altro contratto firmato solo dalla UIL. Sono gli stessi lavoratori, però abbiamo contratti diversi e quindi anche per noi come professionisti significa un lavoro impegnativo nel studiare e conoscere tutte queste differenziazioni, applicarle, e quindi aumentiamo anche il costo lavoro per queste cose. Del sistema. Assolutamente. E il rischio di errori, tra l'altro. Il rischio di errori, il rischio di contenziosi anche. Assolutamente. Beh, ovvio. Chi paga l'errore di solito? Il professionista e l'assicurazione del professionista. Allora, torniamo su questo tema, pubblicità. In primis lo paga l'imprenditore. Pubblicità rapidissimi. In primis lo paga l'imprenditore, poi l'imprenditore.